Bentornati, un nuovo appuntamento con le previsioni meteo. L'anticiclone sarà ben solido al centro-sud Italia, quindi le regioni centrali e quelle meridionali. Un robusto campo anticiclonico subtropicale che porta temperature anche oltre i 35 gradi, soprattutto sul Tavoliere delle Puglie. Lo andremo a vedere proprio in questo caso nel corso di questo video, ma guardate, poi le regioni settentrionali saranno invece esposte al passaggio di nuovi fronti instabili di matrice atlantica che saranno più coinvolte nella giornata di mercoledì proprio sulle regioni come il torinese, il verbano, anche sulla Lombardia nord-occidentale potrà esservi il rischio comunque di nubifragi, soprattutto sui settori montani e quelli pedemontani. Qualche pioggia invece è possibile solamente sulle zone dolomitiche, ma mentre per il resto avremo il nord Italia comunque contraddistinto dalla nuvolosità, che sarà comunque spesso velata su tutte le regioni italiane, anche sulla Toscana, dove invece prevarrà bel tempo tra sole e qualche velatura al sud Italia per la giornata di mercoledì, come vedete. Le temperature ovviamente saranno punte di 35 gradi sulla Sardegna e il Tavoliere delle Puglie. Giovedì il fronte tenderà a sfilare verso nord-est, però distribuendo ancora, attenzione a questo lo ricordo, una certa instabilità. Ancora dei rovesci sparsi saranno possibili nelle ore pomeridiane sulle zone centro-orientali e queste saranno le aree più colpite. Lo abbiamo visto prima nella giornata di mercoledì, ma poi come vedete nella giornata di giovedì avremo questi settori più a rischio, ancora la Lombardia, pensate anche fin su Milano possibile, e sulle alte pianure del Veneto e anche sul Friuli Venezia Giulia. Insomma, il rischio di grandine sarà ancora elevato su questi settori, in parte anche sulla Liguria, possibilità di rovescio. Per quanto riguarda, come vedete, a partire da venerdì continuerà a rimontare sempre più l'anticiclone subtropicale, tornerà bel tempo, ancora possibilità di qualche acquazzone pomeridiano solamente però sulle Dolomiti e sulle zone alpine, con tempo e caldo prevalente su tutta quanta l'Italia, soprattutto al centro-sud. Pensate al Tavoliere delle Puglie, poi nella giornata di venerdì e anche di sabato punte anche fino a 36-37 gradi, quindi attenzione perché sarà proprio qui il picco del caldo. E mentre sul resto del nord comunque saremo tra i 30 e 33 gradi in Valpadana, specie sui bassi settori, mentre sulle zone tirreniche avremo temperature attorno ai 30-33 gradi. Questa è la distribuzione ovviamente delle temperature, con caldo che si farà più intenso nella giornata di sabato, ma attenzione perché proprio sabato, come vedete, un po' più di dinamismo per quanto riguarda il nord-ovest dell'Europa e il nord Europa. Assisteremo a questo movimento traslante di più perturbazioni che potranno poi, attenzione, interessare entro proprio la giornata di domenica anche il nostro settore. Dopo le temperature sopra media nella giornata di sabato e fino al pomeriggio di domenica, attenzione perché da domenica sera potrebbe, come vedete, scendere aria più fresca, quindi una rinfrescata che godrà soprattutto il nord Italia, soprattutto il nord-est e in parte poi anche il comparto adriatico ad inizio settimana. Vivremo temperature comunque in media quel periodo al ritorno, quindi anche attenzione di forti temporali dalla serata di domenica sul versante adriatico e soprattutto sul Veneto, il Friuli Venezia Giulia. Queste le aree al momento più coinvolte da questo possibile passaggio, comunque ancora da confermare, ma sarà rapido e poi seguirà l'anticiclone con un caldo sempre anomalo. Seguiranno smentite o conferme in seguito a questo passaggio.